sei in Polesine, che invidia, uno non se l'aspetterebbe mai. Sì, proprio perché è un luogo del cuore, ti sembra di conoscerlo talmente tanto il tuo territorio perché è tuo e invece alla fine rischi di non conoscerlo praticamente per niente e questo territorio ha tantissimo da raccontare. Dalla preistoria alla protostoria fino ai giorni nostri. Ha scritto pagine della storia, non soltanto dell'Italia, ma anche appunto con Frattesina a livello europeo e di tutto il Mediterraneo. Quindi per me la priorità è proprio far conoscere questa storia che è molto importante, no? Anche per ritrovare le proprie origini in qualche modo. Colori, atmosfere e storia. Il Polesine secondo me è un Polesine della scoperta, della sorpresa. Io vedo anche la gente, è sorpresa. Non pensavo mai, mi dicono, non pensavo mai. Acqua, perché questa è una terra fra due fiumi. Natura, è magnifica qui. Persone, siamo persone strane, sembriamo chiuse. Quando appunto le persone vengono poi si stupiscono di quello che abbiamo. Le persone non si lasciano abbindolare, però se tu gli parli di un Polesine che ha faticato ad esempio a strappare dall'acqua la terra, se tu gli fai leggere le poesie di Livio Rizzi che noi abbiamo appese alla barricata delle nebbie, le persone dicono ma è proprio così, quella fumana, quella nebbia è proprio quella che io respiro, quel caldo scioccento è proprio il caldo che c'è qui d'estate. E se tu lo comunichi con onestà, con trasparenza, in fondo comunichi te stesso e comunichi il tuo ambiente.